Perfetto, allora buonasera a tutti, siamo live sulla pagina di Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico Veneto, qua dalla provincia di Verona. Siamo insieme ad Anna Maria e a Arturo Lorenzoni, candidato presidente del centro-sinistra, e Andrea Zanoni, consigliere regionale sempre del Partito Democratico, residente a Treviso. E abbiamo scelto loro per parlare oggi e inaugurare le live di Anna Maria su un tema importante, ovvero quello legato all'ambiente, allo sviluppo economico del Veneto in una chiave un po' diversa, in una chiave green, e dunque cercheremo di parlare con loro della loro visione del Veneto del futuro, ma soprattutto anche alla luce di quello che sta avvenendo con questa emergenza Covid, come dobbiamo ripensare un po' la nostra vita, ripensare l'economia, ripensare le priorità del Veneto. Abbiamo scelto però di farlo non in chiave dell'emergenza, ma in chiave in prospettiva lunga e dunque legata all'ambiente. Partirei da una breve presentazione vostra, dunque partiamo da Anna Maria e poi facciamo a giro con Arturo Lorenzoni, dopo Andrea Zanoni, proprio pochi minuti per presentarvi. Allora, buongiorno a tutti, sono Anna Maria Bigon, consigliere regionale, ho fatto il sindaco 10 anni del comune di Povegliano Veronese e mi occupo soprattutto di politica, ma politica come la più alta forma di democrazia, per quanto riguarda i temi dell'ambiente, della sanità, soprattutto un intervento sulla sanità pubblica e ovviamente un Veneto sostenibile che noi vogliamo. Vai pure Arturo. Tocca a me. Allora, buonasera a tutti. Intanto grazie ad Anna Maria che mi ha ospitato nel suo spazio e quindi grazie di questa cortesia, mi fa piacere. Avrei preferito venire di persona, ma purtroppo la situazione non ce lo consente, ma diciamo così che anche questa ospitalità è molto gradita. Io in questo momento sono vice sindaco a Padova dal 2017 e nella vita faccio anche il professore universitario. Io insegno economia dell'energia all'Università di Padova agli ingegneri e mi sono sempre occupato delle tematiche delle politiche energetiche, della gestione del sistema energetico, sia a livello di sistema che a livello di politiche per l'amministrazione e per le imprese. Nel 2017 insomma ho deciso che forse era bene che le cose che studiavo da più di 20 anni iniziassi a metterle in pratica e cercassi di portarle nel concreto. Ho dato una mano all'affermazione della giunta che attualmente è in carica. Successivamente ho lavorato anche a creare una rete tra tutti quei mondi civici che ci sono nel Veneto e che sono molto dinamici, sono molto creativi e che localmente sono molto significativi. Ho avuto l'opportunità di conoscere nel 18-19 veramente tante persone che stanno facendo dei lavori straordinari, magari in piccoli comuni o in grandi comuni, ma tutti molto molto attivi, molto capaci, molto vogliosi di mettersi a disposizione con quello spirito che diceva Anna Maria della politica nel senso alto. E ci siamo resi conto che però a livello regionale tutte queste esperienze rischiano di essere un po' perse perché non coordinate. Allora abbiamo provato a fare questo coordinamento dei mondi civici e devo dire la verità che la risposta è stata superiore a quello che ci aspettassimo inizialmente, che era un lavoro un po' di dire, beh insomma dai, vediamo se riusciamo a coordinarci. Invece c'è stato un entusiasmo che ha portato poi a tutta una serie di iniziative più strutturate in quello che abbiamo chiamato il Veneto che vogliamo e che ha allargato poi la sua alleanza anche con il Partito Democratico, con i Verdi e con altre forze politiche con cui stiamo dialogando per fare un'alleanza ampia e fare una proposta alternativa a quella che la Lega ha messo in campo, che dal nostro punto di vista è una proposta di poco ambiziosa per una regione come il Veneto che ha delle appunto straordinarie competenze, straordinarie capacità e che forse non sono appieno utilizzate da una politica poco ambiziosa come appunto quella della Lega che, ma qui poi lascio ad Andrea Zanoni raccontare, che si limita a una gestione. La sensazione che io, ma che condividiamo, è che ci sia una
scarsa progettualità nella politica regionale, e questo poi si ripercuote sulle tematiche dell'ambiente che non è gestito, dell'impresa che non è supportata, del sociale che fatica, e quindi di politiche che non guardano alto. Ecco. E quindi l'ambizione che abbiamo è di portare una politica che guardi alto e che guardi anche vicino alle persone, perché poi il tema credo sia proprio questo. E naturalmente il momento non è facile, perché stiamo vivendo questo periodo così chiusi nelle nostre case, ma siamo convinti che la nostra idea di politica, la nostra idea di Veneto sia un'idea bella, e quindi siamo risoluti a proporla con determinazione, con entusiasmo, e facendo capire che la politica può essere anche bella nel senso alto. E quindi ecco, grazie, abbiamo iniziato questo cammino, sta partendo adesso, confidiamo che si voti dopo l'estate e che si arrivi con l'entusiasmo di una proposta nuova, di una proposta, come dicevo, vicina ai bisogni delle persone. Ciascuno di noi ha sperimentato come in molti casi sia difficile in questo momento sentire vicina una politica che, al di là dei proclami, poi appunto non ha progettualità. Perfetto, passo la parola ad Andrea che ci dice due parole anche su di lui, insomma. Sì, brevemente, allora io ho lavorato 25 anni in un'azienda ricoprendo il ruolo di responsabile dell'ambiente, quindi ho seguito gli impatti ambientali all'interno di una grossa azienda, ho girato anche fuori Italia e per l'Europa e anche al di là dell'Europa, seguendo appunto queste attività, vedendo quindi quello che era l'ambiente dal punto di vista di una importante azienda. Nel contempo ho svolto un'intensa attività di volontariato con il WWF in particolare, e ho fondato anche un'associazione a livello locale, Paese Ambiente, seguendo una serie di problematiche locali legate alla tutela dell'ambiente e conseguentemente anche alla tutela della salute. Sono entrato in politica, diciamo, abbastanza recentemente, nel 2011 sono entrato in Parlamento europeo in sostituzione di De Magistris, che diventò sindaco di Napoli. Ho fatto 3 anni di mandato, quindi non un mandato intero, però molto intenso, perché ho avuto la fortuna di fare da relatore di una importante direttiva ambientale, che è la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, e dopo anche relatore del regolamento che ha vietato il finning, ovvero il taglio delle pinne degli squali con il rigetto dello squalo ancora vivo in mare. E dopodiché sono stato eletto consigliere regionale nel 2015, dove svolgo anche il ruolo di vicepresidente nella Commissione Ambiente, e da anni seguo tutte le tematiche locali, in particolare muovendomi sul territorio dove appunto i cittadini affrontano determinate problematiche, cittadini, sindaci, amministratori locali, che in una regione da 5 milioni di abitanti come la nostra, con attività che sono molto impattanti, creano spesso problemi ambientali, alla biodiversità. Mi occupo, la mia passione è anche quella della tutela degli animali, ma anche il problema di questi impatti spesso si ripercuote sulla salute dei cittadini. E quindi diciamo che non ci si annoia. Ho fatto moltissimi interventi anche in termini di interrogazioni, mozioni, progetti di legge e quant'altro. Perfetto, allora dopo queste presentazioni io direi di andare subito al centro del nostro tema di oggi. Abbiamo scelto l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, una nuova visione di Veneto. Allora partiamo da Anna Maria e direi che possiamo benissimo alternarci, e dunque adesso inizierei con lei proprio perché ci hai parlato della tua esperienza amministrativa da sindaco. Per 2 anni, cioè per 2 mandati, scusami, sei stata sindaco e dunque amministratore locale, sai i problemi, quelli proprio dei cittadini di tutti i giorni, delle piccole imprese, però ti sei battuta anche per temi ambientali.
e volevo insomma che ci raccontassi il tuo punto di vista da amministratrice locale e cosa hai visto anche il cambiamento passando da amministratrice locale, dunque sindaco, a consigliere regionale, e la tua visione su un tema specifico, quello del consumo di suolo. Capiamo che un settore importante è quello delle costruzioni, però bisogna ripensarlo perché stiamo deturpando il nostro territorio. Ecco, su questo avevi fatto anche una grande battaglia a Povegliano. Grazie mille. Ecco, intanto appunto le battaglie che ho fatto, soprattutto come amministratrice di un comune del Veronese, è stata proprio sull'ambiente e sulla cementificazione, tanto che questa diretta insieme ad Andrea Zanoni e Arturo mi fa veramente particolarmente piacere, proprio perché i temi li sento miei, proprio dalla nascita della mia figura, perché oltre a sindaco prima ho fatto l'amministratore come vice sindaco, come assessore, per cui ho un'esperienza proprio a livello locale. Quando sono diventata sindaco, però, la prima cosa che abbiamo fatto con qualche comune italiano, ci siamo messi in rete, abbiamo costituito un'associazione che è l'Associazione dei Comuni Virtuosi. Questa rete ha fatto in modo di condividere determinate progettualità, ma non solo, anche sensibilità ed obiettivi. Nel senso che noi come obiettivi ci siamo dati la cementificazione zero, il centro commerciale naturale, la gestione del territorio e soprattutto la valorizzazione del territorio più che gestione e ovviamente anche la tutela delle risorgive, delle particolarità naturali che c'erano nei vari territori italiani. Questo ci ha permesso da una parte di affrontare problematiche diminuendo la spesa anche economica dei comuni, perché mettevamo proprio in rete i progetti ed è stata la cosa più bella, ma anche di condividere appunto queste sensibilità. Tra l'altro in quei anni del mio mandato appunto siamo stati premiati in Italia come gestione proprio del territorio per la tutela delle risorgive, per quel centro commerciale naturale che avevamo creato e condiviso con gli altri comuni, e soprattutto uno degli obiettivi era anche la cementificazione zero, ma abbinata al recupero del patrimonio storico e quindi al recupero di quel patrimonio che non era utilizzato. Ed è questo l'obiettivo, tra l'altro, che vorrei portare anche in regione. Cosa succede? Che le battaglie che abbiamo fatto sono proprio legate al tema ambientale. E tra l'altro uno dei premi che abbiamo ricevuto è anche stato quello del divieto dei diserbanti, dell'utilizzo nelle zone pubbliche, e siamo stati il primo comune proprio a livello nazionale, insieme a Cavaillon, a fare questa delibera proprio di divieto di utilizzo di diserbanti all'interno delle zone pubbliche. Tra l'altro anche dando un'opportunità di lavoro alle persone con determinati strumenti che all'epoca erano messi a disposizione, quindi magari l'assunzione appunto di dipendenti occasionali e appagati attraverso dei voucher proprio del comune. E quindi questi percorsi sono stati molto importanti. Cosa ho trovato all'epoca in regione, ad esempio? C'era un finanziamento, che adesso non c'è più, proprio per il centro commerciale naturale, evitando la cementificazione, ma soprattutto l'insediamento di centri commerciali enormi che già nei comprensori, e nel Veneto ne abbiamo tantissimi, spesso anche vuoti e non occupati, e valorizzando invece quello che era il centro storico del paese, creando proprio dei centri commerciali naturali. E quindi abbiamo provveduto ad allargare quelli che erano i marciapiedi, ad esempio, che portavano alle scuole, dando la possibilità agli alunni di andare a scuola a piedi, facendo e creando i servizi all'interno del centro paese, lotizzando solo all'esterno, ma sempre però col principio ovviamente del recupero prima del patrimonio già esistente. Ed è questo l'obiettivo che vorrei portare anche in regione. Prima di tutto dare la possibilità ai comuni attraverso dei contributi di recuperare il patrimonio, perché poi tra l'altro non è questione solo di recupero, è questione anche di bellezza, perché io credo che il primo obiettivo che un'amministrazione deve avere è proprio la bellezza del proprio paese, del proprio territorio, e soprattutto creare un ambiente, una qualità dove le persone possano socializzare all'interno del proprio paese e non all'interno dei propri centri commerciali. Questo è anche un obiettivo sociale, ovviamente, oltre che urbanistico.
e quindi ripristinare questo tipo di contributi non più esistenti, cercare di evitare nuova cementificazione, perché sappiamo che il Veneto ha la maglia nera anche in questo, nonostante la legge, di fatto le deroghe sono tantissime e la cementificazione negli ultimi 2 anni è stata molto molto elevata, cercando di dare la possibilità e gli strumenti necessari per recuperare invece il patrimonio esistente e non utilizzato. Questi sono i nostri obiettivi che io ho portato avanti per 10 anni nel mio territorio e che credo sia stato anche valorizzato bene, portarlo in regione, proprio come sistema, perché credo che l'obiettivo principale sia proprio questo, la qualità della vita e la qualità dell'ambiente. E le due cose sono legate tra di loro. Non possiamo pensare a una qualità di vita senza una tutela dell'ambiente. E la tutela dell'ambiente è proprio questa, diminuire quelli che sono i fitofarmaci, diminuire quella che è la cementificazione, aumentare il patrimonio verde e quindi recuperare quel patrimonio tanto che noi abbiamo non utilizzato. Ok, perfetto, grazie Anna Maria. E adesso io lascerei la parola ad Andrea, così poi Arturo su questo tema fa una chiusura anche. E dunque ti passo la parola perché so che è un tema centrale anche per la tua attività politica, Andrea, quello del consumo del suolo, della cementificazione del nostro Veneto. A te la parola. Andrea, non ti si sente? Eccomi qua. Allora, stavo dicendo che purtroppo il Veneto ha un record negativo per quanto riguarda il consumo del suolo e questo record ce l'ha da 2 anni, perché l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore che monitora il consumo del suolo in Italia, ci ha detto che per 2 anni abbiamo consumato più suolo di tutte le altre regioni, sia in termini di percentuale, sia in termini di valore assoluto. E questo accade purtroppo, fatalità, dopo l'approvazione in Veneto della legge regionale contro il consumo del suolo. A dimostrazione di come questa legge sia stata fatta, sia una bellissima legge per quanto riguarda i principi generali, i primi articoli, ma poi quando si tratta di declinare questi principi generali di tutela del territorio, di salvaguardia delle nostre campagne, diventa vuota ed è piena di deroghe. Pensate che non è considerato consumo del suolo quello delle grandi opere, delle cave, delle discariche, dei piani d'area, dei piani urbanistici attuativi che erano già in essere prima dell'entrata in vigore, una serie di deroghe, le serre agricole, una serie di deroghe che ha praticamente svilito questa norma. E quindi abbiamo comunque una crescita di questo consumo. Io sto seguendo in questi giorni un nuovo polo logistico, pensate in provincia di Treviso, che viene considerata la più grande opera dopo la Pedemontana in Veneto, perché andrà a cementificare un'area di 500.000 metri quadri per circa 2 milioni di cubatura di edifici, quindi proprio non ci siamo. Tra l'altro cementificare il territorio oggi comporta dei costi, la stessa ISPRA dice che ci sono forti costi dovuti poi alla gestione di questi territori cementificati per quanto riguarda il recupero delle acque, il terreno che non assorbe più l'acqua e quindi tutti i lavori idraulici che bisogna fare conseguentemente, il mancato naturalmente la mancata coltivazione dei prodotti che sarebbero prodotti a chilometro zero invece di portarli e farli venire chissà da dove, quindi tutelare il consumo del suolo vuol dire tutelare anche il nostro territorio, il nostro ambiente, la salute e anche la qualità della vita. E inoltre ci consente di attuare qualcosa utile a combattere i cambiamenti climatici. Pensate che la roadmap dell'Unione Europea, che conosco bene perché ero in Parlamento quando venne, la approvammo, prevede che entro il 2050 si deve arrivare a zero consumo del suolo, però se andiamo avanti di questo passo purtroppo non ci arriveremo mai. Perfetto, grazie Andrea. Allora lascio la parola ad Arturo. Grazie Massimiliano. Sì, credo che Anna Maria ed Andrea abbiano toccato i temi corretti. Veramente, quando vedo le classifiche e il Veneto ha il record
di consumo di suolo veramente viene un po' di depressione. Ma perché, ha detto giustamente, la legge c'è sulla prevenzione del consumo di suolo, ma ha talmente tante deroghe che di fatto riusciamo ad essere i primi. Ma se guardo anche, perché qui poi abbiamo tutto il tema del piano casa, no? Che noi amministratori locali stiamo subendo con questi interventi aggressivi. Penso che tutti abbiamo presente nelle nostre città degli interventi che dalla casetta è venuto fuori un ecomostro gigantesco per sostenere l'industria delle costruzioni. Ma il progetto appunto urbanistico Veneto 2050, che è la nuova di fatto legge urbanistica, non è che sia tanto più diciamo così parca nel concedere le nuove cubature, e questo in presenza di una popolazione in regione che non sta aumentando. Ed è questo il paradosso, che consentire queste nuove costruzioni che occupano suolo, che impermeabilizzano, che ci creano problemi di inondazioni, ma ha come effetto secondario, che poi è primario, il togliere valore a tutto quello che c'è di costruito. Quando noi andiamo in una zona che non ha un incremento di popolazione a mettere degli edifici nuovi, gli edifici esistenti perdono di fatto valore. E questo è un danno che è stato fatto alle tasche di ciascuno di noi, che nella propria abitazione, su cui magari sta pagando il mutuo, ha un valore che scende. Quindi non è irrilevante questo modello economico basato sulla continua espansione. Certo che è facile andare in un'area, dicevi Andrea, 500.000 metri quadrati, cioè non so neanche quanti sono, cioè, talmente grande. 100 campi trevigiani. Ecco, una roba con 2 milioni di metri cubi. È più difficile che andare nell'area dove c'era probabilmente lo stabilimento industriale, che va bonificato, che va recuperato e che va riutilizzato. Però è questo quello che dobbiamo fare. È più costoso, e lo so che è più costoso, ma preservare il territorio e dargli qualità vuol dire farsi carico di quello che è stato negli anni passati. Per cui ecco, l'auspicio è che riusciamo veramente a fare delle politiche un po' più intelligenti e a dare una prospettiva all'industria delle costruzioni, ma specializzandola nel recupero, specializzandola negli interventi di qualità. Questo per me è veramente importantissimo. È chiaro che poi ambiente vuol dire tante cose, vuol dire qualità dell'aria, vuol dire progettualità nell'andare a mettere in campo delle azioni che nel lungo termine possano dare degli effetti. Vuol dire avere delle politiche per la mobilità che non guardano al 2020 o al 2022, ma guardano al 2025, al 2030. Dicevi Andrea, in Europa la roadmap è al 2050, c'è un obiettivo di lungo termine e poi io capisco qual è la direzione in cui devo andare. Se io mi limito a gestire l'oggi, andrò dove mi spinge il vento, e non va bene così, non va, perché non si fanno cose durature. Allora io credo che sia venuto il momento per la Regione del Veneto di lavorare su progetti di lungo termine, avendo un'idea di quello che è il modello economico su cui vogliamo costruire, un'idea chiara, con quali materiali, con quali competenze, anche con quali tipologie di sistemi di trasporto, con quali modelli per il commercio. Pensate che la Regione ha delle regole per le grandi strutture di vendita che veramente umiliano il territorio, che si vede calare sulla testa delle strutture che sono veramente pesanti dal punto di vista urbanistico. Ecco, io credo che non sia... Cioè che quel momento sia passato, cioè io la chiamo la politica del XX secolo, siamo nel XXI secolo, abbiamo dei modelli di sviluppo che sono diversi, che sono più attenti, più dialoganti, più a misura dei nostri territori, e quindi dobbiamo sforzarci per creare un'economia legata a questa sostenibilità. Secondo me conciliare innovazione ed ambiente, facciamo un mix che è potentissimo sul piano sia della qualità della vita, come è stato detto, ma anche della qualità della nostra economia. E quindi io penso che sia un'opportunità che vada colta con attenzione. Ma faccio un altro esempio.
la gestione delle foreste, che sono una risorsa incredibile, non è mai stata curata nelle nostre regioni. Invece organizzare quella filiera, mettere a disposizione degli operatori, per esempio spazi per le lavorazioni intermedie, può creare un'economia che ha una serie di ricadute positive, crea lavoro, gestisce il territorio, preserva dal dissesto idrogeologico e crea impresa, cioè è una cosa fantastica. Eppure la mancata capacità di far dialogare mondi diversi, il mondo della foresta con il mondo per esempio della filiera a valle o dei trasporti banalmente, che richiede una mediazione superiore, ecco, non è mai stato fatto e quindi non si è mai raggiunto quell'aspetto virtuoso che viene dalla gestione dell'ambiente con una logica non se fa niente, perché non è questo l'ambientalismo vero. L'ambientalismo vero è preservo l'ambiente creando impresa, creando tutta una serie di valori sul territorio. E guardate che dai veneziani noi abbiamo da imparare, perché avevano una curia maniacale del territorio, i corsi d'acqua erano tenuti veramente come dei gioielli, i boschi del Cadore, dell'Alpago, dell'altopiano di Asiago erano veramente perfetti, ma perché c'era questa cura di preservare una risorsa che doveva essere consegnata a chi veniva dopo. Noi l'abbiamo ricevuta e la stiamo bellamente dissipando. Ecco, non possiamo continuare in quella direzione. Ok, perfetto, grazie a tutti e tre per gli interventi. Io mi riaggancerei proprio a quello che ha detto Arturo nel finale, che penso sia interessante. Abbiamo parlato di consumo di suolo, abbiamo parlato di cementificazione, adesso parliamo di come recuperare tanto territorio che magari adesso troviamo inutilizzato, da bonificare, e come preservare invece quello che di verde ancora abbiamo. Su questo, insomma, chiederei un intervento un po' di tutti e tre. Dunque, abbiamo il verde pubblico, ovvero quello delle nostre città, e poi abbiamo i nostri parchi. E nel mezzo ci sono tantissime aree da riqualificare, tantissime aree che possono trovare un nuovo scopo. Ecco, su questo partirei da Anna Maria e vi chiederei un po' come vedete per il futuro il verde nelle nostre città e il verde, dunque i nostri parchi, il nostro territorio al di fuori, nei grandi parchi pubblici e nelle nostre montagne, per esempio. Anna Maria, a te. Grazie Massimiliano. Mi aggancio un attimo al discorso che hai fatto tu Arturo prima. Allora parlavamo di costi, no? Costa di più ovviamente investire, tutelare l'ambiente, eccetera. Io mi ricordo quando ero sindaco, no? Che mi contestavano appunto del costo, dicevano soprattutto anche il centrodestra che avevo l'opposizione, mi contestavano appunto questo tipo di costo. Una ricerca americana diceva che se noi investiamo €1 su sociale e ambiente ci ritorna nell'arco di pochi anni 7 volte tanto. E io lo dicevo a tutti questo aspetto perché lo condividevo, al di là della verità ovviamente della ricerca che è stata fatta, che condivido proprio nei principi, perché noi parliamo di investimento. E se investiamo dei soldi nella qualità dell'ambiente, nella tutela, nel verde, nel recupero di quello che è il patrimonio storico e quindi la bellezza, il fatto magari delle aurore in centro paese, del centro commerciale naturale, torna tantissimo, torna anche sotto l'aspetto sociale tra l'altro. Perché la qualità di vita, non dimentichiamoci che è legata all'ambiente e quindi è un patrimonio sicuramente per quanto riguarda l'aria che respiriamo, ovviamente l'inquinamento che diminuisce, eccetera, ma anche come aggregazione sociale. Recuperando quelle che sono le periferie, ad esempio, noi recuperiamo una sicurezza sociale che anticipa quella penale, cioè nel senso parlano, ad esempio la Lega dice dobbiamo mettere sicurezza e quindi ti pensano alle telecamere, pensano alla polizia, ma noi abbiamo una sicurezza sociale che dobbiamo recuperare e secondo me vale molto di più o quantomeno si aggancia a quel tipo di sicurezza che è legata proprio alla tutela dell'ambiente, alla cementificazione, al recupero dei nostri ambienti e del patrimonio che abbiamo non ovviamente valorizzato.
Detto questo, il verde è un patrimonio importantissimo per noi. Abbiamo quello che deriva ovviamente dalla urbanizzazione delle città, che fa parte proprio della città e che crea sicuramente aggregazione. E poi abbiamo un verde che è di tipo ovviamente tutela naturale, che sono i nostri parchi. Noi abbiamo fatto una battaglia, Andrea ovviamente è stato con noi insieme a me, ma soprattutto lui per primo, una battaglia incredibile per il Parco della Lessinia, e secondo me la grandezza di questa battaglia è stata il coinvolgimento delle associazioni, delle persone, dei cittadini che ci sentono, perché sta cambiando un po' la questione sociale della consapevolezza del valore dell'ambiente. E sta crescendo anche nel Veneto, anche in Italia. Noi abbiamo una volontà di vedere tutelata quelle che sono le nostre natura e anche la nostra fauna, le nostre risorse naturali, che la gente lo sta proprio trasmettendo, e lì è stato un momento talmente evidente dove ha fatto vedere la consapevolezza del valore della natura, mettendosi proprio in mostra e bloccando questa legge del Veneto, che in Italia che voleva vedere tagliare appunto 2000 ettari, ovvero il 20% del parco della Lessinia. Quindi anche qua è stato un aspetto molto importante. Noi le cose le possiamo cambiare cercando di cambiare anche quella che è la cultura, la mentalità, che già appunto, come dicevo, la consapevolezza sta crescendo nella gente. Dobbiamo trasmettere ancora di più questi valori, secondo me, facendo capire cosa deriva da questo tipo di investimento. Perché appunto di investimento si tratta. La differenza tra noi e loro, io dico sempre, è una questione anche di vedute. Loro certi investimenti, loro centrodestra, Lega, li vedono come un costo. Noi li vediamo come un investimento, ed è questo il nostro valore principale, che noi andremo a investire sulle persone e ci tornerà tante volte. Nel turismo, ad esempio, nel turismo sostenibile, quello che è fatto di percorsi, no? La Lessinia è diventata importante soprattutto per quei tipi di percorsi naturalistici che ci sono, le bellezze dei nostri posti, che la gente sta riscoprendo e che li vuole. E potrà essere anche sicuramente valorizzati quelli che sono i prodotti locali, un'altra cosa importantissima, no? Perché la battaglia è stata fatta soprattutto dicendo: noi dobbiamo tutelare gli agricoltori, perché la Lessinia ha un parco che è ovviamente di uso comune perché è patrimonio comune, ma la proprietà è per l'80% privata. E quindi la maggioranza leghista ha portato avanti questo tipo di discorso, dicendo: noi tuteliamo quelli che sono i proprietari di agricoltori, eccetera. Anche questo secondo me sarà un messaggio da far chiarire bene ai cittadini, che il parco è un bene di tutti, e l'hanno capito in quel passaggio lì, l'hanno ben capito, perché abbiamo marciato tutti insieme e abbiamo bloccato un'iniziativa che avrebbe veramente fatto di danni al nostro Veneto, che ricordiamo ha tra l'altro una percentuale più bassa della media nazionale, perché se pensiamo che il Veneto ha il 5% in boschi quando la media nazionale è del 10%, quindi insomma dobbiamo aumentarla, vero? Noi dobbiamo aumentarla, ma dobbiamo aumentarla investendo e portando ancora più ricchezza, un altro tipo di ricchezza, quella giusta, quella corretta, quella che noi portiamo avanti. Grazie Anna Maria. Allora, prima di passare ad Andrea e sentire il suo punto di vista su questo argomento, lancio a lui un altro tema che secondo me collegato è importante, e così poi Arturo ci darà il suo punto di vista su questi due. Diciamo che cerchiamo un po' di aumentare quelle che sono le tematiche per rendere ancora un po' più attivo la nostra live. Oltre alla questione del consumo di suolo e a preservare i nostri parchi e ripensare anche al nostro verde pubblico, c'è anche un problema dei rifiuti. Problema sui rifiuti che ultimamente tu e Anna Maria avete portato all'attenzione della Regione su un caso abbastanza grave, su cui insomma chiedo un intervento tuo a corollario di quello che è stato detto anche prima da Anna Maria e poi ad Arturo. Più che abbastanza grave, molto grave, nel senso che ci sono stati ben 9 arresti,
da parte del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Treviso, non solo in Veneto, ma in particolare c'è stato un sequestro di un capannone a Legnago, quindi provincia di Verona, in casa di Anna Maria, praticamente perché c'è ormai questa abitudine illecita delle ecomafie, che è quella di utilizzare i capannoni vuoti, che dovrebbero essere utilizzati invece dalla regione con ampio respiro per la riqualificazione, come avevo detto, e allora, siccome sono vuoti, chi li utilizza sono le ecomafie, che li riempiono di rifiuti e poi vengono naturalmente abbandonati, e il proprietario e quella comunità si ritrova con questi bubboni, con queste bombe ecologiche. E quindi un fenomeno che noi a novembre con il bilancio abbiamo tentato di affrontare. Io sono il primo firmatario di un emendamento che proponeva, collegato alla legge di stabilità, un piano straordinario di monitoraggio dei ben 11.000 capannoni vuoti che abbiamo in Veneto, una cosa che si poteva fare benissimo in collaborazione con i sindaci, quindi con la polizia municipale, che conosce bene dove ci sono le aree industriali a livello comunale, dove ci sono le attività dismesse, quindi i capannoni vuoti, proprio per prevenire questi fenomeni. C'è stato risposto di no, ci hanno bocciato l'emendamento. Io credo che probabilmente, se passava quell'emendamento con questo piano, avremmo fatto prevenzione, e adesso a Legnago i cittadini non si ritroverebbero con un capannone pieno zeppo di rifiuti dove dentro non si sa che cosa ci sia. Insomma, quindi questo per dire come le idee ci sono, e l'alternativa a questa regione, a questa amministrazione ci sono, e sono valide, percorribili e sicuramente anche utili. Come per quanto riguarda, tornando all'argomento del verde, abbiamo presentato, anche qui ero primo firmatario di un emendamento per investire in Veneto almeno 1 milione di euro in piantumazione di alberi. Voi dovete pensare che grazie a Vaia ci sono state 100.000 ettari di foreste interessate da questo uragano, 28.000 dei quali sono state rase al suolo, per un totale di 11 milioni di alberi. Proponiamo 1 milione di euro per piantare degli alberi. Pensate che Zingaretti contemporaneamente, da governatore del Lazio, ha finanziato con 6 milioni di euro la piantumazione degli alberi in Lazio. C'è stato bocciato, e noi sappiamo quanto importante sia piantare gli alberi, perché gli alberi catturano la CO2 e quindi aiutano a fronteggiare quella che è l'emergenza climatica, sulla quale noi come gruppo abbiamo, con Anna Maria e con tutti gli altri colleghi, abbiamo investito molto, perché abbiamo, in collaborazione con l'Università di Padova, pensate, ci hanno lavorato 29 ricercatori, 3 dei quali facevano da coordinatori, e uno dei 3, e ce l'abbiamo proprio qui, che è il Arturo Lorenzoni, il nostro candidato a governatore, proprio per capire concretamente come la Regione Veneto possa entro il 2050 arrivare a un'economia sostenibile a zero emissioni di anidride carbonica, e loro ci hanno detto che è fattibile. Ci hanno fatto tutte le valutazioni, qual è la strada da percorrere, quali sono i costi. Bene, nell'ultimo bilancio di novembre la voce cambiamenti climatici, lotta ai cambiamenti climatici, emergenza climatica, nel bilancio non c'era. Pensate che addirittura nella valutazione della Regione Veneto sui punti di Agenda 2030 per la sostenibilità, il Veneto non è riuscito a valutare l'obiettivo cambiamenti climatici, perché non ha i parametri, perché praticamente non sa nemmeno come fare a misurare se il Veneto, rispetto agli obiettivi dell'agenda ONU 2030, sono centrati oppure no. Pensate a che livello siamo. Quindi sicuramente ci sono dei margini di miglioramento che sono formidabili su questi settori, e noi adesso che abbiamo l'Unione Europea che ci sta partendo con il Green New Deal, ha già stanziato 7 miliardi e mezzo, si parla in totale di 1.000 miliardi, ci dà un'opportunità a una regione come la nostra, con una vivacità incredibile anche per quanto riguarda l'imprenditorialità, che di suo è già più avanzata della Regione Veneto. Abbiamo degli imprenditori che hanno dato delle tecnologie ai satelliti dell'ESA, della NASA, quindi abbiamo veramente delle praterie incredibili se vogliamo
di dare delle risposte anche a quella che è l'emergenza climatica. Ci sono i fondi che vengono dall'Europa, manca la volontà politica. Ecco perché io credo che i veneti hanno un'opportunità davanti per cambiare registro importantissima. Speriamo che in qualche modo la sappiano sfruttare. Perfetto, allora vi dico che sono 7:15, così abbiamo anche qualche domanda dai commenti live. Dunque, adesso lascio la parola ad Arturo Lorenzoni, dopo magari diamo un'occhiata anche a qualche commento, che ci sono delle domande. Grazie Massimiliano e grazie perché avete toccato i temi che stanno a cuore. È vero, diceva bene Andrea. L'Agenda 2030 dell'ONU, che è quella che detta, diciamo così, le priorità dell'agenda internazionale, dell'agenda europea, dell'agenda nazionale, nel Veneto sparisce. Veneto Sostenibile, se andate a vedere, esiste un sito Veneto Sostenibile che, diciamo così, hanno dovuto farlo, ecco, diciamo che insomma non si poteva non farlo per legge. Lo dico perché ci hanno lavorato delle persone che conosco, frustrate dal fatto che a fronte di un impegno vero dal punto di vista tecnico non hanno mai avuto un supporto politico, ma perché era chiaro che non ci credeva la giunta che bisognasse investire sulle tematiche del territorio. Questo secondo me ci fa capire come siamo disallineati rispetto all'agenda che il mondo sta seguendo e che abbiamo capito ancora di più oggi con l'emergenza che viviamo, che è indispensabile, che l'attenzione a cambiare insomma il paradigma di uso delle risorse deve essere immediata, perché i rischi che stiamo vivendo in questo momento non sono separati dalle tematiche appunto dell'uso delle risorse, della depauperamento del territorio, di tutto ciò che di bello c'è. Per cui veramente fa sorridere insomma che siamo anche quelli che votano, appunto, mi ricordo Andrea, in Consiglio regionale avete votato contro la mozione sui cambiamenti climatici, dopo qualche giorno l'aula è andata sotto acqua, cioè no Anna Maria, dopo pochi minuti, era il giorno stesso. Era quella notte famosa del 12 novembre dell'anno scorso. Ah, era il giorno stesso, pensavo fosse qualche giorno prima. No, sembra fatto apposta, no? Dire però dobbiamo aprire gli occhi, perché se con il virus gli allarmi che la scienza dava abbiamo capito che dovevano essere ascoltati dopo qualche giorno, e Zaia si è reso conto che forse conveniva ascoltare Crisanti per evitare il disastro, l'ha ascoltato, è andata bene, deve ascoltare anche gli altri scienziati che dicono ci sono altri pericoli. L'acqua è stato un segnale, ma quanti fenomeni violenti abbiamo avuto sulla nostra costa che non c'erano fino a 20-30 anni fa? Cioè sono segnali pericolosi. Quindi ecco, io mi auguro che noi possiamo da subito mettere in atto delle politiche che correggono questa traiettoria, perché come diceva bene Anna Maria, è il valore, cioè è un investimento che crea valore in termini di sicurezza, in termini di qualità della vita. Non possiamo far finta che quello che succederà tra qualche anno non conti. Conta e come. Abbiamo una responsabilità etica, non solo verso chi ci è intorno, ma anche verso chi nasce oggi e vivrà domani. Per cui secondo me è importantissimo. E riprendo però alcuni concetti anche che avete toccato, che mi stanno a cuore. Sulla cura, no, delle aree verdi. Oggi la gente, più che di spazi pieni, ha bisogno di spazi vuoti, sia nelle città sia fuori. Cioè noi dobbiamo valorizzare i vuoti, non i pieni. Pieni siamo già troppo pieni, scusate il gioco di parole, ne abbiamo già fin troppe, volumetria ne abbiamo, capannoni, ma sì, ne abbiamo quanti vogliamo. A noi mancano gli spazi belli dove andare con il cane a correre, dove andare a fare un po' di attività, dove andare a portare i bambini a giocare in libertà. Questi sono veramente spazi preziosi, dove andare in bicicletta, per cui dobbiamo veramente prendercene cura, perché quelli ci mancano. E questo però non è un processo spontaneo, questo vuol dire invertire il processo di creazione del valore che c'è stato, come dicevo, nel XX secolo. E questo richiede anche delle cose interessanti, per esempio tutta la gestione dei beni comuni nelle aree cittadine e di prossimità delle città. Chi si prende cura di tutte queste aree? È un costo, le amministrazioni fanno fatica,
Però è bellissimo vedere come ci siano associazioni, enti che dicono no, me ne prendo cura io, me ne faccio carico per metterlo a disposizione della comunità. Questi meccanismi, secondo me, sono potentissimi, nel Veneto hanno delle potenzialità straordinarie e possono creare valore per tutti. Così come, secondo me, un ambito per creare valore dal punto di vista ambientale e dal punto di vista economico è tutta l'agricoltura di qualità, anche in ambito urbano. Qui a Padova abbiamo un progetto di agricoltura urbana che è fantastico, c'è della gente straordinaria che sta facendo dei gioielli agricoli in ambito urbano. È chiaro che diffondere questa cosa ha tutta una serie di ricadute positive, come diceva Anna Maria, perché c'è il turista che viene a vedere il campo che è curato bene, c'è l'agriturismo che ci lavora, c'è la filiera corta per cui faccio le conserve, faccio le marmellate e faccio la vendita diretta. E se si riesce a coordinare e a dare un po' di denominatore su scala un po' più ampia, ci sono dei territori che rinascono, sia in territori marginali, penso al territorio di montagna, e penso ai territori, diciamo così, più così, remoti della regione, ma sia anche dei territori in cui non ci sono più quelle dimensioni per cui l'agricoltura può essere fatta su base estensiva, ma deve essere fatta su base di altissima qualità. Qui si crea lavoro per i giovani, si creano prodotti alimentari di qualità, però ci vuole qualcuno che si faccia carico di coordinare questi mondi e finora non l'abbiamo visto, devo dire la verità. Senza polemiche, però bisogna dirlo. Perfetto, allora riprendo la parola. Allora, so che Arturo Lorenzoni, come immagino, ha un'altra live alle 19 e intanto lo ringraziamo per essere qua con noi, però ci tenevo, visto che ci sono dei commenti, ho letto velocemente i commenti su Facebook e sono sicuro che poi sia Andrea, sia Arturo, sia Anna Maria li guarderanno e magari risponderanno alle varie persone. Mi scuso con gli amici non veronesi, ma da veronese, Anna Maria, da consigliere di Verona anche, gli sottopongo una domanda che è importante per tutti e tre. Ci chiedono aggiornamenti sulla questione FAS, una questione su cui la Regione ha avuto non pochi, insomma, meriti o demeriti, direi che insomma doveva intervenire. Anna Maria l'ha seguita, Andrea l'ha seguita, lo stesso Arturo so che insomma ne conosce bene la vicenda. Ecco, vi chiedo un commento partendo da Anna Maria su questa questione, che non è che perché è arrivato il coronavirus che ha stravolto le nostre vite tutto quello pregresso è sparito, i FAS non ci sono più, l'acqua è pulita e l'unico problema è il nostro coronavirus. Quello ci ha sconvolto la vita, ma ci sono persone in alcune località che hanno avuto dei problemi ben prima, e per esempio sulla questione FAS nell'est veronese. Anna Maria. Grazie. Allora, il tempo è poco, sarò brevissima. Io ho seguito la questione dei FAS perché incide anche nel territorio veronese, ma anche a Vicenza, e comunque è presente purtroppo in buona parte del nostro territorio, ma tra l'altro non solo in Italia anche. La differenza è che nel Veneto la regione si è nascosta dietro questo problema, nel senso non è mai intervenuta direttamente per risolvere questo problema. Anzi, alcune battute fatte da alcuni consiglieri regionali sono veramente gravi. Dicono che ad esempio non è un problema così importante da risolvere, anzi non incide minimamente sulla salute, cosa che non è assolutamente vero. Una cosa mi premeva dire, noi abbiamo fatto una battaglia per la bonifica della Miteni e abbiamo portato, se ricorda Andrea, in Consiglio regionale, io a prima firma mia, quantomeno un investimento di circa 3 milioni di euro per iniziare proprio i lavori di bonifica. So che sono fermi, devono ancora iniziare, ecco, è vero che c'è stato il coronavirus, è vero tutto, ma queste cose devono andare avanti e non c'è nessun motivo per fermare nessun tipo di appalto, soprattutto questo, perché la salute dei cittadini è fondamentale e la regione, che ha la sanità come gestione principale, deve assolutamente farsene carico. Io non voglio dire altro, ovviamente ho girato anche territorio per parlare dei FAS e soprattutto per informare sulle conseguenze di questo. Tra l'altro il governo, lo Stato ha dato ancora un paio d'anni fa parecchie somme al Veneto per intervenire anche con dei progetti
per risolvere. Abbiamo tutt'oggi però molti pozzi privati con i FAS presenti, per cui dobbiamo assolutamente intervenire, e questo sarà un ruolo nostro di Consiglio regionale per andare avanti, sollecitare, controllare e fare in modo che venga finalmente risolto dopo anni. Beh, sui FAS io sono stato uno dei componenti della commissione d'inchiesta che c'è stata in Regione Veneto su questo inquinamento epocale che non ha pari in tutto il mondo per quanto riguarda questa sostanza. Nell'Ohio c'è un caso simile, però che ha interessato circa 10.000 abitanti, qui siamo a livello di 300.000 persone, delle quali buona parte si sono trovate, oltre che con l'ambiente e l'acqua contaminata da FAS, anche con il FAS nel sangue, quindi un prezzo altissimo da pagare. Una questione che ho affrontato sin da subito. Voi dovete pensare che la prima interrogazione che c'è stata l'ho presentata io in Commissione Europea il 31 luglio del 2013, dove anzi, quando in Regione Veneto manco sapevano che esistesse il problema, perché questo è il grosso problema della nostra regione. Chi ha scoperto l'inquinamento epocale è stata l'Unione Europea, che ha dato mandato ai vari Stati membri di fare delle ricerche sull'inquinamento da queste sostanze. Il CNR ha incaricato per l'Italia l'IRSA, che è l'agenzia che si occupa della tutela delle acque, ed è stato lo Stato italiano, su sollecitazione dell'Unione Europea, a scoprire che in Veneto avevamo questo enorme bubbone in casa del Veneto, amministrato dalla Lega, che poi, quando è in Europa, vota contro, ad esempio, a tutti i provvedimenti sulla tutela dell'ambiente, sul contrasto ai cambiamenti climatici, addirittura fanno i sovranisti e sono contro l'Europa, avete capito? L'Europa la devono ringraziare, questi nostri amministratori devono ringraziare l'Europa, che grazie all'Europa se abbiamo scoperto e cominciato ad affrontare questo fenomeno e cominciato a dare delle risposte ai cittadini che adesso si stanno chiedendo: ma che cosa succede? Succede che la bonifica deve ancora partire. Finora quello che hanno fatto è una caratterizzazione, cioè hanno capito a che stadio siamo, quanto abbiamo inquinato, dov'è l'inquinamento, la vastità dell'inquinamento, la percentuale di contaminazione nel territorio, ma la bonifica ancora non c'è stata, perché sono bonifiche che costano milioni, centinaia di milioni, avete capito, queste, per un sito come quello. Ecco che è importante avere un'amministrazione attenta all'ambiente, che previene queste cose, non che le affronta dopo solo perché c'è anche qualcun altro che gliele va a dire. Questo è il grosso problema che abbiamo qui in Veneto. Sì, grazie, non posso che condividere le parole che avete detto e soprattutto l'aspetto del ritardo, e questa è la gravità secondo me, il fatto di dire non intervengo con tempestività, non vado a rompere le scatole su una cosa che mi fa comodo magari non vedere. Questo è stato un comportamento grave che io credo vada rimarcato. E hai tirato fuori un altro tema, Andrea, che secondo me è importante, questo fatto dell'Europa, no? Che l'Europa è nemica, perché l'Europa non ci dà i soldi, l'Europa ci chiede... Quando l'Europa, in tantissimi casi, è veramente l'ancora di salvezza. Pensa le politiche per il territorio, se non avessimo avuto l'Europa che ci metteva un po' di pepe, ma a questo tempo avremmo, non so, probabilmente asfaltato il Canal Grande. Cioè, siamo veramente incapaci di vedere, no, il valore delle cose. Non parliamo della finanza, su cui avremo veramente agito straallegramente negli anni di qualche governo che usava la finanza per finalità un po' diverse da quelle che i cittadini volevano. Per cui ecco, è importantissimo questo aspetto, avere attenzione, avere capacità di ascolto del territorio, perché è questo il tema. Il tema è mettersi in una logica di dialogo e in una capacità di ascoltare le persone, di ascoltare i territori. E questo è mancato, e secondo me il Veneto paga questi prezzi altissimi proprio per questa ragione qui. Ma pensate anche a tutta la gestione dei parchi, voglio dire, sono tutti commissariati, c'è un disastro, sono una risorsa che è sopportata, ma come sopportata? Cioè, ci vuole una politica attenta, attiva,
Per cui lavoro da fare ce n'è veramente tanto. Eccoci qua pronti. Dobbiamo fare il miracolo, Arturo. Dobbiamo farlo, Vabbè. lo facciamo. Guarda, se non avessi avuto Andrea Crisanti, Luca Zaia adesso era come Attilio Fontana. Bravo. Che non è in una situazione invidiabile, io non farei cambio con Fontana, ma non c'è sempre Andrea Crisanti che ti para. No. Comunque parliamo sempre di università pubblica, dobbiamo investire lì, in sanità. E la ricerca di base? La E la ricerca di base su cui hanno sempre tolto le risorse. Medici, esatto. Ma dobbiamo ringraziarli, Arturo, non solo adesso, dovevamo pensarci anche prima, sottopagati e sotto numero, perché mancavano e mancano ancora tanti medici, sono trattati male, per cui adesso li chiama eroi, ma forse doveva accorgersene prima. Ah, certo, è facile adesso dire non ci sono i medici, ne assumo, sono bravissimo, ne assumo, quando nella programmazione regionale avevo tagliato, ritagliato più volte. E quando i rettori, per esempio, dicevano forse bisogna incrementare il numero chiuso perché, voglio dire, dobbiamo avere più posti e non si è mai consentito di allargare e adesso ci accorgiamo. Certo. Sì, allora intervengo velocemente perché sono le 19, diciamo che la nostra ora di live si sta giungendo al termine. Vi ringrazio per essere stati sulla pagina di Anna Maria. Vi lascerei, ecco, con uno spunto. Partiamo all'incontrario questa volta, facciamo parlare per primo Arturo che poi ci lascia e deve andare a un'altra live e lo ringraziamo ancora di essere stato con noi. Abbiamo capito che lo sviluppo sostenibile non vuol dire rinunciare a imprese, non vuol dire rinunciare a un territorio vivo economicamente, anzi vuol dire solo incentivare la nostra economia a guardare verso quello che è un inevitabile futuro. Ed è quello che è un po' nello statuto, per esempio, e nelle proposte economiche del Partito Democratico, ma in tanti altri gruppi politici che, per esempio, adesso si stanno mettendo insieme sulla figura di Arturo per questa battaglia politica per le prossime regionali. Ecco, io vorrei che tutti e tre, insomma, ci lasciaste con il vostro punto di vista un po' a chiusa finale di questa oretta su sviluppo e ambiente. Vai Arturo, grazie a tutti. Grazie della parola, sì, proprio riprendo il concetto che hai già enunciato, lavorare per lo sviluppo sostenibile vuol dire creare economia, cioè l'Europa con il Green New Deal, il governo con le defiscalizzazioni che le sta portando dal 55 addirittura al 100 e oltre per cento, cioè quest'idea di avere investimenti il cui valore sociale è molto grande e con un incentivo fortissimo. Quindi un allineamento delle politiche europee, delle politiche nazionali, poi veniamo in Veneto e troviamo che abbiamo Veneto 2050 che fa fare la nuova cubatura, fa usare il territorio, grandi strutture di vendita, cioè siamo proprio disallineati rispetto alla tendenza, a quella linea di creazione del valore che ormai è condivisa a livello internazionale. Non vi parlo di alcuni programmi che ho visto fare in India sulle energie rinnovabili che sono veramente fantastici, un governo che ha dato un indirizzo forte sulla sostenibilità in quel paese. Però ecco, dobbiamo assolutamente recuperare quella capacità di investimento perché è quella che ci consente di tutelare il nostro paesaggio, la nostra salute e la nostra economia, che è importantissimo. Per cui ecco, l'auspicio è veramente che ci possiamo lavorare da subito. Io ringrazio dell'ospitalità, chiedo scusa se posso, mi scollego perché non vorrei fare attendere l'altra diretta. Grazie mille Arturo, grazie di tutto. Ciao Arturo, ciao. Grazie a voi, ciao e a presto, ciao Andrea, ciao Anna Maria. Ciao. Grazie Massimiliano della Regia. conduzione. Bene, intervengo, poi immagino chiude Anna Maria. E anch'io credo che se si investisse di più in ambiente, in tutela ambientale,
e nelle risorse che abbiamo avremo sicuramente una regione più sostenibile, avremo anche più posti di lavoro, un'economia più sostenibile, meno inquinamento, maggior salute e soprattutto miglior qualità della vita. Purtroppo abbiamo visto che in tema di tutela del territorio, dell'ambiente, della natura, del paesaggio, il Veneto è fanalino di coda perché l'incremento del consumo del suolo è a livello massimo. Dopo naturalmente ci ritroviamo con tutti i territori cementificati, con zone industriali metà svuotate, capannoni vuoti che non vengono recuperati proprio perché c'è sempre stato un disordine, diciamo, anche sull'edilizia. Ecco perché dobbiamo puntare all'economia sostenibile, all'economia green, che veramente ci consentirebbe finalmente di vedere non i nostri ragazzi che vanno all'estero a cercare lavoro, ma i ragazzi del resto d'Europa e del resto del mondo magari venire qui in Veneto, un Veneto che naturalmente deve sapere cogliere le opportunità del Green New Deal, di tutti questi fondi tra l'altro che arriveranno dall'Unione Europea, e noi abbiamo qualche motivo in più per inoltrarci nell'economia circolare, l'economia sostenibile, perché puntando a combattere i cambiamenti climatici e a disinquinare il nostro territorio, miglioriamo anche la nostra salute. Ogni anno in Italia muoiono 85.000 persone prematuramente a causa dell'inquinamento dell'aria. Ma dov'è l'aria più inquinata? In pianura padana, quindi pensate quanti benefici potremmo avere dal disinquinamento e dalla lotta ai cambiamenti climatici. Dobbiamo pensare a lungo termine, non si può sempre ragionare nell'accontentare al momento questo o quell'altro con la leggina fatta ad hoc che dice basta consumo del suolo, ma che consente comunque il disastro e il consumo del suolo e nuovi capannoni perché non devi cambiare nulla. No, dobbiamo puntare a lungo respiro, dobbiamo pensare alle nuove generazioni, alle future generazioni. Questo è anche un modo di governare molto egoistico, a mio avviso. Ecco perché noi speriamo veramente di poter fare bene e di poter un giorno contribuire perché il Veneto diventi una regione più vivibile, più pulita, dove anche più in armonia con l'ambiente. Pensavo prima, quando si parlava della Lecinia, quando ero parlamentare europeo, in una relazione ci dissero nelle aree di Rete Natura 2000 lavorano circa 3 milioni e mezzo di cittadini europei. Io mi sono chiesto alle aree di tutela ambientale che avevamo in Veneto di Rete Natura 2000, ma chi sono gli occupati? In realtà non sappiamo nemmeno sfruttare queste aree. Da noi mettono la tabella, area Rete Natura 2000, basta, perché non portiamo le persone a vederle, non creiamo i percorsi in natura, non chiediamo i soldi dei LIFE, i fondi europei. Quindi veramente ci sono, come dicevo prima, delle praterie aperte, abbiamo un lavoro dove potremo ottenere dei risultati veramente incredibili per il futuro dei veneti, per la loro qualità della vita e la loro salute. Andrea, grazie mille perché è un piacere ascoltarti, sai che condivido pienamente quello che dici, soprattutto perché le battaglie che stai facendo le facciamo anche insieme da un anno, l'ho sempre fatto nel mio... È andata troppo tardi in regione, dovevi arrivare prima. Grazie mille. Ma adesso le battaglie continueranno perché io credo che le cose le possiamo cambiare, le dobbiamo cambiare e io sono convinta, sono ottimista in questo. Credo che lo dobbiamo fare per i nostri giovani, come hai detto tu, perché sentono il cambiamento e lo dobbiamo fare per loro. È una missione questa, perché credo che la politica fatta da noi sia solo questa, non è sicuramente l'occupazione di uno spazio, ma è portare a casa determinate cose e obiettivi per la collettività, e questo è un obiettivo per noi importante. Insomma, la qualità di vita, l'investimento che dobbiamo fare per loro, per noi e per la salute pubblica. E io ti ringrazio tantissimo per essere stata con me e ringrazio tutti quelli che hanno seguito la nostra diretta, e sicuramente ci saranno altre occasioni perché le cose noi le cambieremo, sicuramente. Grazie mille a tutti. Bene, grazie, ciao, grazie Anna Maria, ciao. Ciao, grazie a te, ciao. Ciao.